Bentornati a Direttamente Su. In questa puntata tocchiamo un tema importante e delicato che riguarda soprattutto gli anziani del nostro territorio ed è il tema delle truffe agli anziani, truffe che avvengono in casa, presso la propria abitazione oppure in strada. Allora quale luogo migliore per parlarne della caserma dei Carabinieri di Chiavari, impegnati ogni giorno, 24 ore su 24, anche su questo tipo di reato che colpisce numerose persone anziane del territorio con truffe di vario tipo. Parleremo, lo vedrete, di quella del finto avvocato, la truffa dell'abbraccio in strada, la truffa del finto corriere e così via. È un modo da parte nostra di raccontarle anche per dare qualche elemento in più e nel caso smascherare appunto i truffatori, quindi dare qualche elemento per poter rispondere a tono quando ci si trova in una situazione appunto così difficile. I carabinieri sono sempre a disposizione, c'è un numero di emergenza che si può chiamare per qualsiasi dubbio, ma si può venire anche qui in caserma appunto a chiedere aiuto. Allora andiamo ad incontrare il comandante della compagnia chiavarese per parlare appunto di tutto questo. Venite. Ed eccoci all'interno dell'ufficio del comandante della compagnia di Chiavari, il maggiore Angelo Gerardi, che ringrazio naturalmente per averci accolto e buonasera. Grazie a voi e buonasera. Tocchiamo oggi il delicato tema delle truffe agli anziani. Diciamo delicato perché negli ultimi anni ne stiamo parlando molto, ci sono numerosi casi, tanti casi di anziani che purtroppo cadono nella rete dei truffatori. Allora questa sera cerchiamo di dare alcune indicazioni, di raccontare alcune truffe tra le principali che riguardano proprio il nostro territorio, per cercare proprio di sensibilizzare perlomeno le persone ad avere quindi anche un atteggiamento diverso quando accadono questi fatti. Intanto volevo subito chiederle, Maggiore, che situazione c'è sul nostro territorio? Lei è qui da pochi mesi, però che cosa ha capito proprio sul tema delle truffe agli anziani qui nel Tigullio? Allora, il territorio della compagnia di Chiavari, anche per, diciamo, per la natura a vocazione turistica, è sicuramente un territorio che offre la possibilità a chi viene da fuori, insomma, di giungere facilmente nel territorio. E sottolineo questo aspetto perché le risultanze investigative, insomma, delle attività che abbiamo in questo momento in atto per contrastare il fenomeno delle truffe, in particolar modo rivolte contro gli anziani, ci porta a collocare i responsabili, insomma, delle principali truffe avvenute nel territorio, appunto, come provenienti da un'area geografica che non è la nostra. Insomma, diciamo che raramente abbiamo registrato casi di truffe commessi da persone che vivono stabilmente nel Tigullio. Il secondo aspetto che richiama forse appunto i truffatori in questa zona è quello dell'età sopra la media, diciamo, degli abitanti della zona, nel senso che, come ben sappiamo, nel nostro territorio risiede un numero elevato di anziani, che sia per condizioni economiche sia per condizioni sociali, insomma, vivono anche da soli. Quindi per arrivare alla sua domanda, ahimè, purtroppo abbiamo registrato un numero di truffe che statisticamente non è in crescendo rispetto agli anni scorsi. Quindi da questo punto di vista forse l'attività di prevenzione che i miei carabinieri svolgono sul territorio ha portato a un decremento del numero delle truffe. Però comunque abbiamo sempre un dato sensibile, un dato comunque che ci allarma, che ci preoccupa, proprio appunto perché è rivolto contro una fascia di popolazione prevalentemente indifesa come appunto quella degli anziani.
Ci sono stati dei casi anche recenti, senza naturalmente fare nomi o evidenti riferimenti, certo, che però danno proprio il senso dell'allarme, certo, su questo tema. Appunto, senza rivelare dati che sono anche coperti dal segreto istruttorio, senza fare nessun riferimento che possa, come dire, identificare le vittime, purtroppo abbiamo avuto dall'inizio del 2019 dei casi di truffe degli anziani, truffe che se da un lato, insomma, come dire, è un reato meno preoccupante perché non c'è violenza nei confronti delle vittime, dall'altro, ahimè, arreca alle vittime stesse un danno economico piuttosto consistente a volte, proprio perché le truffe sono poste in essere andando a colpire degli argomenti come appunto gli argomenti degli affetti familiari, gli argomenti del risparmio, gli argomenti economici in generale, che appunto convincono l'anziano a volte ad elargire ai truffatori delle somme piuttosto importanti. Quindi non solo truffe, come si può pensare, di pochi soldi, ma anche grosse cifre. Ahimè, anzi, diciamo che il dato statistico ci porta invece a cifre che partono dai 1.000 euro in su, cioè quindi un danno piuttosto consistente. Qual è la truffa più emergente in questo periodo, quella che va più della maggiore, ecco, tra gli anziani? Sicuramente quella del finto avvocato, proprio per questo facevo riferimento agli affetti. Possiamo raccontare? Sì, possiamo raccontare, insomma, in generale il modus operandi è piuttosto professionale, siamo ancora impegnati a cercare di capire come si arrivi a determinati step da parte dei truffatori, però il dato freddo è questo: l'anziano riceve generalmente una telefonata da una persona sconosciuta che però si qualifica come avvocato. Nelle loro denunce gli anziani colpiti ci parlano sempre di una persona priva di accenti, di particolari inflessioni dialettali, molto professionale nel rivolgersi all'anziano, persona che appunto dice all'anziano che il figlio o la figlia, quello che ci colpisce è che facciano riferimento al nome di battesimo del figlio, che corrisponde poi effettivamente a quello del familiare dell'anziano colpito, è stato coinvolto in un incidente, o meglio ha causato un incidente stradale all'esito del quale la controparte sarebbe ricoverata all'ospedale in gravissime condizioni e il figlio sarebbe ristretto presso una caserma dei carabinieri della polizia in stato di fermo per aver causato questo incidente, che però potrebbe essere liberato dalle forze dell'ordine dietro il pagamento di chiamiamola di una cauzione, insomma. L'anziano viene trattenuto al telefono dal telefonista, quindi scientemente non si dà all'anziano modo di verificare le informazioni che gli vengono fornite, fino a quando un presunto collaboratore di studio dell'avvocato telefonista non suona alla porta dell'anziano, qualificandosi appunto come un collaboratore dell'avvocato, chiedendo all'anziano la cifra che varia, statisticamente varia purtroppo. L'anziano appunto colpito negli affetti, perché appunto gli viene detto che il figlio è ristretto nelle patrie galere, corrisponde a questo collaboratore dell'avvocato una somma. Un'altra grossa difficoltà che abbiamo nel tentare di ricostruire queste truffe è che l'anziano, evidentemente colto dall'emozione, non riesce quasi mai a farci una descrizione del soggetto che fisicamente preleva i soldi, perché lo stato d'animo appunto è quello di chi è al telefono con qualcuno che gli sta dando una notizia così triste, insomma, e quindi non riesce a concentrarsi sul volto del truffatore. Quello che colpisce è appunto la capacità, la conoscenza del truffatore rispetto alla vita privata di questa persona. Com'è possibile che abbiano tutti questi elementi? Dove li trovano? Noi siamo portati a ritenere che glieli dia l'anziano stesso. Cioè non siamo ancora riusciti a capire se l'anziano fornisca questi dati nel corso della chiacchierata col finto avvocato o se poco prima venga avvicinato per strada da sconosciuti con i quali si intrattiene a chiacchierare fornendo appunto informazioni sulla propria famiglia. Questo purtroppo, ripeto, è un dato che le vittime non riescono a darci, nel senso che poi io mi rendo conto che chiedere ad una persona se nei giorni antecedenti all'evento sia stato avvicinato da qualcuno
che gli ha chiesto informazioni sulla sua famiglia è difficile, cioè nel senso che poi nelle normali relazioni personali quotidiane le informazioni familiari vengono fornite, insomma. Per questo che lei prima parlava di professionalità, perché sono persone, insomma, che quando mettono in campo queste truffe hanno studiato o provato anche molte volte, sì, sono persone capaci in sì, questo. Esatto, cioè bisogna, come dire, cancellare dall'immaginario la figura del truffatore alla Totò e Peppino, cioè qui purtroppo abbiamo a che fare con della gente che fa questo in maniera professionalmente, insomma, quindi ha già studiato tutta la serie di accorgimenti, di contromisure, innanzitutto per non essere scoperto da noi e in secondo luogo per risultare credibile agli occhi della vittima. È mai accaduto che una persona anche nel nostro territorio abbia capito che c'era in atto una truffa e si sia rivolta prima a voi? Fortunatamente sì. Fortunatamente sì, lo dico con un mezzo sorriso perché l'anziana che si è precipitata qui in taxi a chiedere notizie del figlio poi ha raccolto la simpatia di tutti i carabinieri presenti al momento, perché con piglio fortissimo sì, è venuta qui, ci ha raccontato la solita storia, solo che la signora, pur 89enne, ha avuto la lucidità di mettere giù il telefono dicendo all'avvocato che se lei prima non avesse parlato con un carabiniere non avrebbe dato una lira. Quindi è venuta qui, ha chiesto conto e ragione. Siamo fortunatamente riusciti a farla parlare al telefono col figlio, che peraltro lavora fuori Genova, quindi è stato anche come dire, difficile rintracciarlo il figlio, però l'abbiamo rintracciato, la signora è tornata a casa tranquilla e contenta di aver appunto sventato il tentativo di truffa. Nonostante questo però riuscire ad arrivare alla rete dei truffatori o comunque ai truffatori stessi è molto difficile in questo caso? È particolarmente complicato perché pongono in essere tutto, come accennavo prima, tutta una serie di accorgimenti volti a impedire la loro identificazione. Io purtroppo sull'argomento devo essere piuttosto generico perché avendo delle indagini in corso non vorrei aiutare il nemico, insomma. Però vi assicuro che le contromisure studiate sono particolarmente efficaci. Ne cito una che sembra banale, che è quella che il truffatore, forse proprio per passare il più inosservato possibile, il truffatore che si presenta a casa della vittima, non ha mai un particolare di vestiario che attiri l'attenzione della vittima, cioè viene sempre descritto uno vestito con colori scuri, nero, marrone, blu, capelli corti, senza barba, senza baffi, giacca e cravatta, quindi come dire, è chiaro che se indossasse un particolare ci aiuterebbe poi nel cercare di rintracciarlo nel servizio di telecamere del comune, per esempio, e invece questo non avviene. Ce ne sono tanti altri che, ripeto, di cui purtroppo non posso parlare per ovvi motivi di indagini in atto, insomma. Voi che idea vi siete fatti? Seguono, se possiamo usare questa parola, l'anziano, quindi bersaglio della truffa, oppure è come dire una ricerca quasi per caso? Come avviene questo? Allora, noi ci siamo fatti l'idea che sia una ricerca casuale. Casuale in che senso? Cioè nel senso che l'anziano viene individuato in modo casuale per strada, viene sicuramente seguito fino al domicilio. Necessariamente ne vengono studiate le abitudini, perché queste truffe vengono sempre perpetrate nei confronti di anziani che vivono soli, cioè soli nel senso che i figli eventuali di cui parla il telefonista non vivono con loro. Quindi questo necessariamente ci porta a ritenere che ci siano dei sopralluoghi sul territorio precedenti ovviamente all'evento. Ecco, mentre parliamo citiamo anche il caso delle truffe che avvengono attraverso la strada di internet, quindi le truffe online. Proprio in questi giorni a Genova c'è stata un'iniziativa della Polizia Postale, Una vita da social. Ne abbiamo parlato anche noi nei nostri telegiornali. La Polizia Postale ha incontrato i ragazzi intanto per insegnare loro a stare e a vivere i social, perché sono anche appunto pericolosi, ma anche gli anziani vengono purtroppo truffati attraverso il web. Allora abbiamo intervistato Roberto Surlinelli, che è un tecnico superiore della Polizia Postale della Liguria. Andiamo a sentire una prima parte e poi ci ritroviamo nell'ufficio con il Maggiore. Facciamo un esempio concreto, cominciamo proprio dalle mail che arrivano con il proprio indirizzo di posta. Come accade questo?
Accade che appunto io un indirizzo di posta elettronica lo troviamo in rete, perché vuoi perché ho inserito un annuncio, vuoi perché tipicamente sarà il nome e cognome, quindi il modo per trovare l'indirizzo di un'altra persona c'è. Tecnicamente io posso andare ad utilizzare tecniche nemmeno troppo sofisticate per inviare alla vittima una mail facendo finta di essere la vittima stessa. A quel punto il contenuto del messaggio tipicamente è del tipo: io sono un criminale informatico molto bravo, e questo è dimostrato dal fatto che ti sto mandando una mail dalla tua casella, quindi significa che io ho il pieno controllo della tua casella. Lì dentro poi c'è la richiesta di riscatto, per cui in bitcoin tipicamente, quindi la moneta digitale, oppure c'è un link e quindi io induco chi riceve quella mail a premere quel link per aumentare l'azione della mia aggressione. E ovviamente alla fine, in soldoni, cosa succede? La richiesta sarà quella di denaro per interrompere la mia aggressione. Cosa fare e cosa non fare in questi casi? Assolutamente mai pagare, se abbiamo dubbi rivolgersi tramite i nostri canali anche presenti su internet, in questo caso io parlo come Polizia di Stato, alla Polizia di Stato, quindi potete trovare su internet il sito della Questura, in questo caso la Questura di riferimento è quella di Genova, quindi anche sui social, su Facebook cercate la pagina web della Questura di Genova e la trovate, piuttosto che non piattaforme e app quali YouPol, che è un'app che permette appunto, se scaricata, di essere sempre in contatto con noi. Ovviamente poi ci sono i canali tradizionali, quindi il numero unico d'emergenza al 112, piuttosto che non il sito istituzionale www.poliziadistato.it. Se arriva una mail che dice sono la tua banca, devi pagare qualche cosa, devi firmare qui, devi cliccare su questo link, come si chiama questo fenomeno e che cosa bisogna fare anche in questo caso? Il phishing, il fenomeno del phishing purtroppo presente già da più di 10 anni, quindi dagli albori dell'home banking. Cosa succede? Mail che sembra provenire dalla propria banca con un link all'interno. Cliccando su quel link io vedo la pagina esattamente uguale a quella della banca. È ovvio che è una pagina mal formata, che sembra della banca ma non lo è, e nel momento in cui io vado ad inserire le mie credenziali d'accesso le ho appena fornite al criminale informatico, che avrà purtroppo accesso al mio conto corrente. E quando invece arriva una mail di un amico, anche molto conosciuto, che sembra avere dei dati personali importanti e dice sono all'estero, ho un problema, mi devi inviare dei soldi, questo per fare un esempio, anche in questo caso come avviene? Allora, in questo caso avviene perché il criminale informatico è riuscito a carpire la password di uno dei due interlocutori, o l'amico o anche la mia. Quindi conosce i dati personali, uno scambio di mail. Entra all'interno della casella di posta elettronica e quindi ha visto che io ho comunicato con quel mio amico, perché legge le mail che ci siamo scambiati. E cosa succede? La richiesta di denaro. Tipicamente la mail tipica dice: sono all'estero, mi hanno rubato il telefono, mi hanno rubato il portafoglio, mi resta solo questo come metodo per parlare con un amico e ti chiedo l'invio di soldi, cioè mandami dei soldi perché mi hanno rubato il portafoglio, non ho nulla. Anche in questo caso l'unico modo che abbiamo per salvarci è fare una telefonata all'amico. Ovviamente non possiamo usare la mail perché è compromessa e quindi il criminale mi risponderà facendo finta di essere l'amico, quindi lo contatteremo con un messaggio chiedendo: ma è vero che sei in difficoltà? E vedrete che risponderà l'amico, dice no, non mi hanno rubato il portafoglio, non mi hanno rubato il telefono, e quindi bisogna essere sempre con gli occhi aperti. Rieccoci con il Maggiore Gerardi, stavamo parlando allora della truffa del finto avvocato e abbiamo analizzato alcuni degli aspetti con i quali queste truffe vengono perpetrate. Era interessante capire però anche che cosa accade all'anziano subito dopo. Intanto è vero che spesso c'è del sommerso, ecco, da questo punto di vista, cioè molte persone non denunciano queste truffe, quindi la statistica, ecco, può mancare di alcuni dati. Ovviamente non abbiamo dati oggettivi che ci confermino che ci sia del sommerso. Quel che è certo è che abbiamo rilevato ovviamente
nell'anziano che invece come dire, viene qui da noi a sporgere la denuncia, abbiamo rilevato un fortiss'imo malessere, quasi diciamo un senso di colpa, non tanto, cioè malessere che non deriva tanto come dire, dall'aver perso una somma, a volte anche ingente, insomma, ma deriva proprio dal senso di colpa che si ingenera nell'anziano per essere stato, come ci ha detto una signora da poco, per essere stato fregato, cioè l'anziano si rende conto che si è fatto colpire a causa dell'emozione e questo fatto ingenera nell'anziano appunto un fortissimo senso di colpa che a volte dura anche nel tempo, perché poi fortunatamente insomma la nostra realtà territoriale ci consente anche di riuscire a rimanere in contatto con le vittime anche dopo che sono venute qui da noi a sporgere denuncia, con le vittime e fortunatamente anche con i familiari che non abbiamo mai arrestato, a dispetto di quello che dicono i truffatori. Il dato che ci è stato sottoposto con una certa insistenza è appunto questo fortissimo senso di colpa nell'anziano, che lo porta poi inevitabilmente a non fidarsi più dei rapporti umani, quindi lo porta un pochino a chiudersi in se stesso, questo sicuramente. Questo ci porta a ritenere che ci sia il sommerso, ahimè, cioè che ci siano dei casi che non vengono denunciati. Immaginiamo che la domanda che viene rivolta più spesso è quella: come ho fatto a cascarci, insomma. Sì. Perché avviene forse tutto anche molto velocemente, perché poi sono persone comunque anche colte, preparate, eppure cadono nella rete. Un'altra cosa che ci ha colpito dall'esame statistico che abbiamo fatto dei casi che abbiamo registrato da ultimo è che appunto è un reato che colpisce a prescindere, no, diciamo, dal livello sociale, dal livello economico e dal livello culturale della vittima, cioè nel senso che è molto democratico il truffatore, cioè colpisce a prescindere appunto. Sì, se lo chiedono come ho fatto, voglio dire, magari noi cerchiamo di tranquillizzare spiegando appunto che si ha a che fare non con un caso fortuito, ma appunto come dire, la vittima è stata raggirata proprio perché ha avuto a che fare con dei professionisti. Questo vi assicuro non consente all'anziano di non cadere nel senso di colpa. Certo. In questo caso come Arma dei Carabinieri fate prevenzione, questo sì, lo avevo accennato anche prima, in che modo però durante l'anno, che iniziative avete? Allora noi, oltre che appunto orientare i servizi di controllo del territorio delle pattuglie sia in abiti civili che le pattuglie che vengono effettuate con le macchine e con i colori di istituto, orientare appunto alla prevenzione, nel senso abbiamo già da anni fortunatamente un'indicazione molto pressante, nel senso anche da parte del Comando Generale che ci orienta appunto in questa direzione. Abbiamo intrapreso tutta una serie di iniziative che vanno da conferenze fatte agli anziani nei centri anziani, nelle parrocchie, comunque in quei luoghi di aggregazione, conferenze con le quali cerchiamo di spiegare un attimino quali possono essere le contromisure adottabili in casi del genere. Quindi per questo vi ringrazio anche per questa occasione, perché insomma tramite voi speriamo di veicolare il messaggio a più persone possibili. Ecco, allora approfittiamo anche della telecamera per poter dire appunto quali misure, come lei stava dicendo, poter adottare per cercare di smascherare il truffatore o perlomeno di non cadere nella rete. Certo, allora guarda, innanzitutto proprio ricollegandoci all'esempio delle truffe del finto avvocato, come dico a tutte le vittime che sono venute qui in caserma cercando di farle un attimino sorridere, dico, tenete presente che in Italia la cauzione non esiste, quindi chiunque vi dica che un vostro familiare è stato arrestato per il rilascio del vostro familiare e occorrono dei soldi, vi sta truffando. Nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto di diritto anglosassone della cauzione non esiste, quindi è un primo indicatore. Ma per non fermarci all'esempio che abbiamo fatto prima, ma per dare delle indicazioni di carattere un attimino più generale, possiamo dire questo. Innanzitutto evitiamo di fornire a sconosciuti informazioni sulla nostra famiglia, sulla nostra situazione economica, sul nostro recapito.
Mi rendo conto che non è semplice, cioè nel senso che la normale vita di relazione ci porta molto spesso a fornire queste indicazioni quasi involontariamente. Perché a volte chiamano alla sprovvista, ti prendono alla sprovvista e quindi... Esatto, però teniamo presente una cosa, chi le chiede in maniera particolarmente insistente, cioè chi torna sulla domanda troppo spesso ha evidentemente un secondo fine che non è certo quello di fare un'amabile chiacchierata. In secondo luogo non ci facciamo ingannare da telefonate che ci tengano vincolati al telefono troppo a lungo da parte di sconosciuti, perché è chiaro che se stiamo parlando con un nostro familiare non ci sono problemi, perché come dicevo prima un elemento che abbiamo registrato è appunto questa capacità di tenere l'anziano attaccato al telefono, cioè non si dà all'anziano la possibilità di mettere giù. Quando avete il sospetto fate il numero d'emergenza 112, nel senso che poi fortunatamente sia noi sia i colleghi della Polizia di Stato seguiamo il fenomeno con una certa attenzione e quindi la vostra telefonata non arreca disturbo, non sconvolge nessun servizio di controllo del territorio in atto e anzi da parte nostra è sicuramente ben gradita perché ci potrebbe aiutare addirittura a coglierli in flagranza prima che arrivino a casa dell'anziano. Mi sentirei anche di suggerire di non tenere somme importanti in contanti a casa. Mi rendo conto che forse, come dire, quando l'età avanza diventa seccante andare a fare il prelievo al bancomat piuttosto che andare a fare il prelievo in banca, però tenere somme particolarmente importanti in contanti appunto a casa è sicuramente un elemento di rischio. Fondamentalmente basta un minimo di attenzione per scongiurare queste truffe, nel senso che quando avete un dubbio chiamate i carabinieri, ripeto, noi siamo fortunatamente al servizio del cittadino, la richiesta d'aiuto da parte del cittadino da noi, come dire, viene accolta a prescindere, quindi queste possono essere, come dire, delle regole generali che poi possono essere applicate a tutti gli altri tipi di truffe che abbiamo, ai danni degli anziani soprattutto, che abbiamo registrato in questo periodo. In questo senso voi collaborate anche con altre forze dell'ordine? C'è una schedatura di ciò che accade? Sicuramente la collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio è quotidiana, è costante, fortunatamente la banca dati forze di polizia da questo punto di vista ci aiuta moltissimo, nel senso che tutti i nostri dati sono automaticamente condivisi con quelli della polizia, con quelli della Guardia di Finanza, persino con quelli della polizia locale, quindi senza considerare poi appunto gli interscambi quotidiani tra i vari operatori, quindi i dati che conosciamo noi sono gli stessi che conosce la polizia, che conosce la Guardia di Finanza, che conoscono le varie polizie locali della giurisdizione. Insomma. Voi invece come vi muovete? Avete anche delle squadre vostre sul campo? Noi in questo momento compatibilmente con appunto con le altre esigenze che il territorio quotidianamente fornisce, abbiamo dedicato al fenomeno un dispositivo appunto con incarico esclusivo. Questo proprio perché, come dicevo prima, per quanto il dato statistico non sia, se raffrontato a quello degli anni scorsi, particolarmente allarmante, comunque è un dato che vorremmo riuscire ad abbattere ulteriormente. Quindi la mia compagnia c'è un'aliquota di personale che si sta dedicando esclusivamente, sfortunatamente, alla repressione del fenomeno, cioè nel senso che poi, come dicevo prima, la prevenzione è resa molto difficile dal fatto che il truffatore non ci dà dei sintomi precedenti che ci aiutino ad identificarlo prima che commetta il reato. Insomma. Possiamo provare a raccontare un'altra truffa di quelle che avvengono, tra virgolette, in casa, cioè quelle appunto attraverso il telefono oppure suonando alla porta, se c'è qualche altra cosa che le viene in mente. Purtroppo ce ne sono tantissime. Una che abbiamo registrato è quella del finto installatore di strumentazione attinente al gas. Poi su questa ci sono tutta una serie di varianti, no? Nel senso che variamo dall'installatore che deve installare il sistema di rilevazione delle fughe di gas a quello che deve controllare lo stato dei tubi delle condutture del gas.
In ogni caso, anche qui mi sento di dire, la prima difesa è che gli operatori delle società autorizzate a fare questo generalmente sono muniti di un tesserino di riconoscimento che esibiscono quando vengono a casa vostra, e poi teniamo presente che normalmente questi operatori vengono contattati da noi, cioè nel senso non esistono delle campagne di installazione nazionale come viene detto all'anziano, no, ma sono delle strumentazioni che richiediamo noi ai fornitori del servizio, quindi come dire, partiamo con una contromisura. Queste sono truffe, diciamo, un po' più semplici, nel senso che si presenta alla porta un soggetto generalmente vestito con una tuta che potrebbe, come dire, richiamare quelle degli operatori del settore, che appunto dice all'anziano che deve installare presso la sua abitazione una strumentazione obbligatoria che potrebbe essere appunto quella della rilevazione delle fughe di gas. A volte addirittura viene installata sul serio, nel senso che questo finto operatore installa una scatoletta di plastica fondamentalmente sulla parete della cucina dell'anziano, pretendendo ovviamente un pagamento del prezzo immediato. In questo caso addirittura abbiamo registrato dei casi in cui ci si è dichiarati disponibili anche a ricevere il pagamento tramite POS, quindi in questo caso, come dire, in realtà sono due truffe in una, cioè nel senso che innanzitutto non è obbligatorio installare nulla e quindi anche il pagamento del prezzo dovuto sarebbe comunque ottenuto tramite un artifizio o raggiro, come dice il codice penale. La seconda truffa è che molto spesso viene fatta, anziché come dire, viene aggiunta la cifra da pagare, viene aggiunto uno zero, quindi si passa dagli 80 agli 800 euro senza che, come dire, senza che appunto la vittima se ne renda conto. Nello stesso modus operandi è stato registrato in soggetti che appunto millantano la necessità di dover controllare lo stato di conservazione, lo stato d'uso delle tubature del gas. Viene detto all'anziano che occorre inserire un prodotto nelle tubature che però, come dire, danneggia gli oggetti preziosi. Che entra in circolo e quindi può... Esatto, che va in circolo nell'abitazione, potrebbe danneggiare gli oggetti preziosi, quindi viene chiesto all'anziano di conservare in un luogo che molto spesso viene richiesto di metterli nel frigorifero. Al termine dell'operazione ovviamente il sacchetto con i preziosi dell'anziano non c'è più, insomma, quindi sono, come dire... anche questa è forte al pari quasi quella sì. del finto avvocato, da una parte sono i soldi, qua esatto. ci sono questa i gioielli. è rivolta più ai gioielli che ai soldi, però insomma anche qui purtroppo l'anziano è portato a cadere. Fortunatamente quest'ultima tipologia nella zona non l'abbiamo ancora, nella giurisdizione della compagnia di Chiavari non l'abbiamo ancora censita, però insomma proprio l'interscambio anche con le altre forze di polizia, oltre che ovviamente con i colleghi delle compagnie limitrofe, ci porta ad attenzionare anche questa. Certo, colpisce anche una certa predisposizione attoriale da parte di questi truffatori, anche come preparazione, sono abituati forse anche a ricevere dei no e di passare di casa in casa, o vanno mirati in un luogo? Sono abituati anche a ricevere dei no sicuramente, poi c'è però da considerare anche un altro dato, quelli che siamo riusciti ad identificare nel corso del tempo sono tutte persone che, a giudicare dal certificato del loro casellario giudiziale, vivono di questo, cioè quindi è gente che è abituata a recitare una parte che può anche variare, cioè nel senso che poi alla fine l'importante è vincere la timidezza e riuscire con una serie di chiacchiere infinite a disorientare l'anziano. Quindi, ripeto, il dato certo è che sono tutte persone che hanno precedenti penali specifici e che quindi vivono di questo da anni. Sono persone singole secondo voi? Lavorano in coppia o c'è qualcuno che muove i fili, per così dire? Diciamo sicuramente a seconda della tipologia di truffa sul territorio si muovono da soli o in coppia o addirittura in gruppi, cioè nel senso che per esempio quella del finto avvocato chi va a bussare a casa si muove da solo, ce ne sono tante altre che invece ci portano a ritenere che si muovono in gruppi. Sul fatto che ci sia qualcuno che muova le fila, allo Stato non ci sono, come dire, elementi probatori che ci portano a dire questo.
però sicuramente non è una circostanza da escludere, nel senso che ne abbiamo registrato talmente tante che poi non solo qui nel Tigullio ma proprio a livello nazionale ci porta a ritenere che ci siano appunto dei gruppi, quantomeno dei gruppi specializzati, poi che ci sia un unico soggetto che muova le fila, insomma come dire, è una domanda a cui è difficile a cui dare una risposta, insomma. A proposito di rete, di truffatori, torniamo con Roberto Surlinelli della Polizia Postale, perché anche in questo caso c'è una difficoltà ad arrivare, come dire, al truffatore, e anche in questo caso c'è una rete di truffatori che viene anche da lontano, per esempio dall'estero, ed è quello che come dire, dà difficoltà poi alle forze di polizia di arrivare all'origine della truffa. Allora torniamo per un attimo a Genova e poi di nuovo qui nell'ufficio con il Maggiore. Qual è il principale rischio della truffa che viene compiuta su internet? Beh, diciamo che quando siamo su internet a qualsiasi età purtroppo non conosciamo l'interlocutore, quindi ci fidiamo delle informazioni che ci vengono fornite. Quindi io su internet posso dire di essere la tal azienda, di essere un uomo, una donna e così via. E quindi la vittima, se si fida, rischia di appunto inviare denaro a truffatori, a chi non è chi dice di essere. Questo anche psicologicamente che cosa genera nella testa delle persone, soprattutto dei più anziani, che possono incappare in questa truffa? Dal punto di vista psicologico purtroppo vuoi, complice la non piena dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti, noi ci fidiamo. Ad esempio potremmo ricevere una mail che sembra provenire da noi stessi e diciamo, caspita, allora è vero che quel criminale informatico ha la mia password se ha mandato una mail facendo finta di essere me. Nella maggior parte dei casi non è così, perché tecnicamente è possibile, anche senza avere una password, inviare una mail facendo finta di essere un altro, quindi non crediamo a queste cose e soprattutto evitiamo di essere vittima di questo tipo di ricatti, perché poi cosa succede? Io ho la tua password della casella di posta elettronica, sono entrato a conoscenza di tuoi segreti, di tuoi dati, se non mi paghi io li diffondo. Ecco, come sempre, lo vediamo in qualsiasi film, anche poliziesco, non bisogna mai accettare di pagare e quindi di fare il gioco del criminale. Dietro queste truffe più organizzate, anche dietro l'utilizzo di mail, di dati anche personali, che rete c'è dietro? Parte dall'Italia, dall'estero? Che idea vi siete fatti? Ma nella maggior parte dei casi purtroppo parte dall'estero, quindi diventa anche difficile andare ad arginare questo tipo di fenomeni. Però ci mancherebbe, ci sono bande di criminali che sono italiane, estere, su internet non c'è territorialità, quindi può provenire da qualsiasi parte del mondo. Per voi è difficile naturalmente giungere all'origine di queste truffe o in qualche caso vi è capitato di riuscire a beccarli? No, noi ci proviamo sempre. Indubbiamente se l'origine è estera è più difficile, ne identifichiamo tantissimi, diventa fondamentale il discorso di cooperazione internazionale anche, quindi noi comunque tramite il nostro centro della Polizia Postale delle Comunicazioni di Roma siamo costantemente, quindi 7 giorni su 7, H24, in contatto con gli organi collaterali delle altre nazioni per appunto cercare di identificare gli autori di queste truffe, di queste condotte criminali. Nonostante questo, secondo lei c'è tanto sommerso, cioè comunque persone che poi si vergognano a denunciare e quindi poi fa mancare, come dire, anche un numero in percentuale di truffe possibili? Assolutamente sì, purtroppo i numeri e le statistiche sottostimano la portata del fenomeno, perché soprattutto quando si parla anche di estorsioni di natura sessuale, quindi il cittadino che purtroppo ha accettato di spogliarsi davanti a una webcam, il criminale ha quel video, fa l'estorsione, quindi o mi paghi o lo diffondo, e tante volte i cittadini si rivolgono a noi dopo che hanno pagato già 2 o 3 volte, quindi alla terza volta che pagano dicono denunciamo. Ecco, il consiglio è mai pagare, denunciare sempre o anche chiedere un consiglio, però purtroppo con la consapevolezza che il nostro consiglio quale sarà? Non pagare, e noi cercheremo di identificare l'autore, ma poco di più riusciamo a fare. In questo caso proseguire la comunicazione dopo aver fatto una denuncia può portare all'individuazione della persona? Ma diciamo che tanto i dati ce li abbiamo, no? Andiamo ad analizzare
come si è sviluppata quella condotta, sappiamo qual è diciamo, la piattaforma che ci è stata data per inviare il pagamento, quindi abbiamo già parecchi dati. Purtroppo vengono utilizzati metodi di pagamento non tracciabili o comunque richieste di pagamento non tracciabili, per cui diventa difficile riuscire ad identificare l'autore di questa condotta. Come dicevo, noi ci proviamo sempre, non sempre ci riusciamo, perché è anche il bello di internet, no? Il fatto che non c'è territorialità, il fatto che è universale, però laddove ci sono delle condotte aggressive il brutto è che non sempre riusciamo ad individuare il colpevole. Rieccoci con il comandante Gerardi, ci avviciniamo alla conclusione della nostra puntata sulle truffe agli anziani. Abbiamo visto alcune truffe che avvengono in abitazione, ci sono però anche truffe che avvengono invece su strada. Possiamo fare qualche esempio e vedere anche come funzionano queste truffe? Certo, purtroppo ci sono anche delle truffe, diciamo, in cui la vittima è sicuramente casuale, cioè la vittima viene scelta dal truffatore al momento per strada, a volte si avvicinano quasi alle rapine più che alle truffe. Ho in mente quella che, come dire, fra di noi chiamiamo la truffa dell'abbraccio, no? Che è molto semplice nelle modalità, nel senso che il reo avvicina la vittima e, fingendo di riconoscere nella vittima un caro amico, un parente, insomma, che non vedeva da tanto, la abbraccia, all'esito dell'abbraccio poi si scusa, nel senso che si scusa dicendo: guardi, per carità, ho sbagliato persona. Quel che è certo è che poi alla fine la vittima scopre di aver perso il portafoglio piuttosto che il telefonino, piuttosto che, insomma, oggetti che stavano dentro la borsa. Questa, ripeto, a differenza di quelle di cui abbiamo parlato sino adesso, che sono truffe messe in atto da persone che sicuramente studiano l'ambiente, queste sono più casuali, come per esempio mi viene in mente quella dei finti carabinieri, dei finti poliziotti in borghese, che sottolineo in borghese perché, come dire, quelli in divisa, qui torniamo sempre alle contromisure, non fanno questo tipo di controlli, avvicinano l'anziano che ha appena prelevato una somma di denaro dal bancomat e, fingendo una operazione volta a contrastare la diffusione di banconote false, chiedono di visionare le banconote appena prelevate e ovviamente le banconote vanno via insieme al truffatore. Queste sono più, come dicevamo, più truffe di strada, in cui le contromisure sono un po' più difficili, soprattutto nel primo caso, nel senso che nel primo caso la vittima viene abbracciata al di là di quella che è la sua volontà. La seconda ovviamente si contrasta semplicemente chiedendo un tesserino, cioè prima di tirare fuori i soldi chiediamo al carabiniere o al poliziotto o al finanziere in borghese, chiediamo un tesserino di cui, come ben sappiamo, insomma, tutti i carabinieri, tutti i repartimenti delle forze di polizia in borghese sono dotati, e se dovesse appunto apparire un tesserino dell'arma, a quel punto facciamo quello che ci chiede il carabiniere. Però può capitare una falsificazione anche dei documenti, vi è mai capitato? La falsificazione dei documenti esiste, ma è grossolana, perché per fortuna i tesserini di riconoscimento oggi in uso alle forze di polizia sono tutti dotati delle più moderne tecniche antifalsificazione, quindi esistono dei falsi che a volte si fatica anche a contestare la falsificazione in tribunale, nel senso che il falso è talmente grossolano che molto spesso in tribunale appunto diventa difficile contestare la falsificazione. Ripeto, i nostri tesserini hanno tutte le stesse predisposizioni contro la falsificazione che sono presenti nelle banconote, quindi ci sono dei disegni che si vedono solo in controluce, cioè ci sono tutta una serie sono plastificati e non sono mai di carta. Possono essere delle buone indicazioni per chi dovesse avere un tesserino sotto mano. Certamente. E la rete anche di telecamere che spesso ci sono nei comuni, a volte vi aiuta, oppure in questo caso è sempre difficile arrivare? Sicuramente ci aiuta tantissimo, nel senso che, pur essendo a volte un lavoro improbo, nel senso che poi, come dicevo prima, ahimè le indicazioni fornite dalle vittime sono sempre piuttosto scarne, sicuramente la presenza delle telecamere cittadine ci aiuta tantissimo.
Quindi noi ringraziamo appunto i comuni che ci mettono a disposizione questo ausilio investigativo fondamentale, perché poi come dire, non ci fossero sarebbe sicuramente più difficile identificare gli autori. E oggi, in un'epoca in cui si compra molto su internet, arrivano quindi pacchi da tutte le parti, è spesso anche difficile averne la tracciabilità, ci sono anche truffe legate a questo settore? Ahimè sì, nel senso che il finto corriere esiste da tempo, cioè il finto corriere che citofona alla porta, c'è un pacco per lei, lì, come dire, gli strumenti per contrastare questa truffa sono, come dire, sapere se si è ordinato qualcosa online oppure no, nel senso che se un pacco non è atteso, verosimilmente dietro quel pacco non atteso ci potrebbe essere una truffa. Ora io non arrivo a consigliare di non ricevere nulla, perché potrebbe essere un regalo, però anche lì prima di pagare in contanti generalmente il falso corriere, vediamo un attimino chi è il mittente, cerchiamo di farci dire dal corriere chi è il mittente del pacco, per esempio, come contromisura. E poi ci sono anche quelli che arrivano attraverso il telefono, i contratti, e anche quello è tutto un mondo un po' complicato a cui fare attenzione. Anche quello è un mondo in cui il contrasto risulta difficile, nel senso che anche lì l'utente viene raggiunto tutti quanti noi veniamo raggiunti da una miriade di chiamate dei call center. Ora, senza voler criminalizzare i call center, abbiamo registrato anche dei casi in cui appunto il truffatore arriva a casa preceduto da una telefonata di un finto call center che appunto, millantando la possibilità di risparmi mirabolanti, siano essi legati alle utenze telefoniche, siano essi legati alle utenze elettriche, alle utenze del gas, appunto dietro quel miraggio di risparmi fantasmagorici arriva a casa un soggetto che non ha nessun legame con le società telefoniche o con appunto le società elettriche, che fa stipulare un finto contratto per il quale è previsto il pagamento di un anticipo, no? che non esiste. E anche qui le contromisure sono sempre le stesse fondamentalmente, cioè, per quanto come dire, magari infastiditi insomma, a volte dai call center eccetera eccetera, io invito gli anziani a fare loro delle domande alle persone che arrivano a casa loro, cioè nel senso non fidarsi di un semplice buongiorno siamo della società X piuttosto che della società Y. Prima di farli entrare in casa chiediamo un documento, minacciamo di chiamare i carabinieri, insomma voglio dire, ci sono tutta una serie di accorgimenti che la vittima può utilizzare per sventare lei stessa il tentativo di truffa. Che si presentasse appunto a casa una persona sulla quale un anziano può avere un dubbio e volesse chiamare i carabinieri, possiamo dire, lo può fare, vi disturba? Come? Non ci disturbano mai, cioè, noi fortunatamente garantiamo il servizio di controllo del territorio 24 ore su 24, le nostre macchine sono presenti sul territorio anche la notte, la nostra centrale operativa è aperta 24 ore su 24, quindi io non solo dico che si può fare, ma invito i cittadini a farlo, nel senso che noi preferiamo, come dire, fare un intervento che poi si rivela fortunatamente, insomma, si rivela un nulla di fatto, piuttosto che prendere una denuncia allo sfortunato anziano che casca nella rete dei truffatori. Nel senso che sicuramente non è per noi di nessun disturbo recarci a casa dell'anziano e controllare poi eventualmente le credenziali. Dico eventualmente perché sicuramente se l'anziano chiama i carabinieri e il soggetto che ha di fronte non è un vero operatore della società telefonica piuttosto che un vero corriere, quando arriviamo noi generalmente non lo troviamo. Immagino che per le persone vedere il carabiniere in divisa, comunque la divisa sia rassicurante per loro, vi capita anche di sentire questo, anche a volte dopo una truffa comunque? Fortunatamente sì, dico fortunatamente perché voglio dire, svolgendo questa professione per la gente, vedere che la gente ancora è rassicurata dalla presenza della nostra uniforme ci gratifica, insomma,
ci spinge anche a continuare a cercare di contrastare questo tipo di fenomeni. A volte ci registriamo, come dicevo prima, il rammarico dell'anziano che dice: se vi avessi chiamato prima. Io ripeto, torno ad invitare l'anziano: fatelo prima, piuttosto che farlo dopo, quando ormai si è caduti nella... Si accende la luce del dubbio, provare... Se si accende la luce del dubbio, fare il 112 è semplice, è veloce, è gratuito. Io questo tengo a sottolinearlo: i carabinieri non sono legittimati a chiedere dei soldi alla gente in nessun modo. Oggi sappiamo che addirittura nemmeno più le contravvenzioni del codice della strada possono essere pagate in contanti direttamente sul posto, ma voglio dire, si accede a tutta una serie di strumenti di garanzia per il cittadino. I carabinieri non chiedono soldi, quindi... Tanto infatti l'indicazione di non dare soldi dovrebbe essere vincente, perché ormai anche quasi tutte le società, anche enti pubblici, ormai è difficile pagare qualcosa in contanti. Assolutamente no? sì, assolutamente sì. È quantomeno improbabile che un ente pubblico pretenda dei pagamenti in contanti per delle prestazioni a volte, appunto, la maggior parte delle volte purtroppo inesistenti. Sicuramente, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, in Italia non esiste l'istituto della cauzione, quindi se qualcuno viene da noi arrestato, tratto in arresto, l'unico che lo può liberare è il giudice all'esito dell'udienza di combattere in tribunale. Quindi io invito appunto i vostri telespettatori a tenere presente questo dato, secondo me importantissimo e di semplice attuazione: cioè non date dei soldi se non per delle prestazioni che avete richiesto voi stessi. Noi oggi ci abbiamo provato anche a raccontare qualche esempio. Mi sembra anche bello e rassicurante vedere che comunque ci sono delle squadre, delle forze dell'ordine che comunque su questo tema ogni giorno lavorano. Vi capita però di avere un po' di sconforto a volte nel vedere che non si riesce magari ad acciuffare qualche truffatore? Purtroppo sì, nel senso che voglio dire, noi per primi vorremmo essere in grado di stare sotto la casa dell'anziano truffato, beccarlo con le mani nel sacco e restituire all'anziano i soldi appena consegnati. Poi in questo campo specifico, insomma, è ancora più a volte frustrante vedere, come dicevamo prima, il dolore, la frustrazione, il rammarico nell'anziano, che si trasformano poi in un rammarico anche da parte nostra, perché appunto noi per primi vorremmo essere in grado di essere ovunque e prima che succedano le cose. Frustrazione che però poi viene fortunatamente superata con la consapevolezza che siamo al servizio del cittadino, e quindi a volte dalla frustrazione nascono anche nuove energie per cercare di mettere fine a questi fenomeni, insomma. Va bene, noi questa sera, così nel nostro piccolo, abbiamo provato a dare qualche indicazione, a raccontare ancora qualche esempio, in maniera che insomma sia sempre più chiaro, ecco, come comportarsi di fronte a un'eventuale truffa. Io ringrazio per la sua disponibilità e per l'accoglienza il comandante Angelo Gerardi. Grazie a voi. E con il Direttamente Su ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.